Superano il miliardo di euro i danni provocati dall'eccezionale alta marea dei giorni scorsi a Venezia, così il primo cittadino che ha annunciato anche la sospensione dei mutui per un anno e i 20 milioni per il primo ristoro dei danni. È la notizia del giorno: il sindaco di Venezia ha nominato commissario straordinario per gestire le emergenze in città. Tra le misure contenute nell'ordinanza firmata a Cafarsetti nel pomeriggio dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. E lo metterà in campo per adottare tutti quanti gli interventi in favore della popolazione. Quindi oggi abbiamo approfittato, io sono venuto apposta per fare questo tipo di attività. Incarico che lo vedrà confrontarsi direttamente con la Protezione Civile da Roma. Lui è un commissario di protezione civile, quindi lo seguiremo, gli daremo una mano passo passo in quelle che sono le attività che dovrà compiere. L'intervento di protezione civile è un intervento complesso, è una macchina rodata, per chi non l'ha mai fatto c'è bisogno di un'assistenza continua e quindi noi ci saremo. Ruolo da commissario che resta in carica al sindaco e non alla persona. Ci sarebbe un passaggio di consegne tra l'uscente e il subentrante. Brugnaro, che ripropone l'idea di istituire a Venezia un'agenzia internazionale sull'acqua e sui fattori ambientali dove aprire le porte a scienziati di tutto il mondo, mentre ancora si sta facendo la conta dei danni per le altre emergenze maltempo e registrate a Chioggia e sul litorale con Caorle, Raclea, Jesole e Bibbione devastate. E appena arriverà la richiesta del Presidente Zaia con la quantificazione dei fabbisogni per il soccorso e l'assistenza alla popolazione, la rimozione delle situazioni di pericolo per il ripristino della funzionalità dei servizi, noi faremo la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza. E per gestire le emergenze delle altre zone colpite dal maltempo, come per la tempesta Vaia, si fa già il nome del Presidente di Regione Luca Zaia.